L'edificio di Stazione Marittima rappresenta un asset importante dal punto di vista della funzionalità, della strategicità e del valore del bene. È uno dei primi edifici in cemento armato, ma è necessario eseguire degli interventi di consolidamento delle fondazioni. L'intervento che si sta eseguendo in questo momento deriva da un progetto sviluppato in maniera sinergica e virtuosa fra autorità di sistema, Stazioni Marittime, che è il concessionario, e lo studio di progettazione Molfino e Longo, che sono i progettisti scelti da Stazioni Marittime. L'obiettivo che abbiamo da progetto è quello di migliorare le caratteristiche del terreno d'assise delle fondazioni perlomeno del 40% rispetto alle condizioni anti-intervento. La tecnica che utilizziamo è la tecnica di iniezione di miscele espandenti attraverso il sistema Uretech Multipoint. La miscela che viene iniettata è una miscela espandente bicomponente che ha la possibilità di reagire chimicamente e di sviluppare una forte pressione di rigonfiamento e un aumento considerevole di volume. Grazie a queste caratteristiche, una volta immessa nel terreno, la resina consolida il terreno circostante e ne migliora le caratteristiche meccaniche ed idrauliche. Durante la fase di iniezione, l'edificio è monitorato costantemente attraverso dei ricevitori laser che indicano l'eventuale spostamento in verticale dell'edificio a seguito dell'espansione del materiale nel terreno. L'erogazione della miscela viene interrotta nel momento in cui l'edificio segnala un principio di sollevamento, ossia una frazione di millimetro rispetto alla condizione iniziale. Questo è anche il segno che il terreno sottostante la fondazione ha avuto un consolidamento sufficiente rispetto al carico che insiste. In tutte le prove di riscontro che abbiamo potuto fare a seguito del trattamento abbiamo riscontrato un miglioramento superiore al 40% di progetto che si è attestato mediamente attorno al 70% fino a picchi di 100-120% rispetto al valore iniziale.